Si è chiusa con il Cartoon Party, la tradizionale serata dedicata ai più piccoli a suon di pane, Nutella e cartoon, la nona edizione del cinema indipendente sardo, una manifestazione ideata e organizzata dalla regista nuorese PJ Gambioli in collaborazione con l'Associazione Culturale Janas di Nuoro e il Consorzio di Pubblica Lettura Sebastiano Satta. Un evento articolato in 2 giornate che gli organizzatori hanno voluto dedicare ovviamente alla rassegna dei corti realizzati dai registi indipendenti, ma anche alla cultura in senso più generale. Con la presentazione del libro Ebrei in Sardegna, segni e disegni dell'artista Elio Moncelsi o con il dibattito sul presente e futuro del cinema indipendente in Sardegna, attraverso il confronto di coloro che con varie mansioni e funzioni nel settore ci lavorano e hanno dato vita a movimento. Presentata anche Janas TV, la televisione del cinema. Tanto spazio è stato dedicato alla proiezione dei corti, una ventina quelli approdati alla rassegna, anche grazie alla collaborazione ormai consolidata con il Sardinia Film Festival, il Cineclub Sassari e il Cartoon Club di Rimini. Ieri le proiezioni si sono trasferite dai giardini di Casa Buscarini, che ospita la sezione sarda della Biblioteca Satta, all'auditorium del Consorzio, complice il maltempo che nel pomeriggio ha preso a imperversare su Nuoro. Un cambiamento di scenario che non ha influito sull'entusiasmo dei bambini e dei ragazzi che prima hanno fatto merenda, come si faceva una volta a pane e Nutella, e poi hanno assistito con attenzione alla proiezione dei cartoni.